Interrompiamo in maniera perentoria tutte le trasmissioni per un comunicato ufficiale del movimento estremista ligure. Il nostro movimento si prefigge di interpretare lo spirito profondo del popolo ligure e del popolo genovese, un popolo che attraverso i millenni ha insegnato come si accoglie chi viene da fuori attraverso attività portuali, attraverso commercio in tutto il mondo, navigazione per i mari. Noi sappiamo accogliere chi viene da fuori con le cannonate. Noi abbiamo la cinta di fortificazione più ampia al mondo dopo la muraglia cinese, tanto per dire come ci approcciamo con chi viene da fuori. Il nostro slogan è sempre stato: non fate l'amore, fate la guerra. Anche perché fare l'amore con le donne liguri è sempre una guerra. Noi, quando l'età ci porta ad avere un po' di pancetta, diciamo, un po' di cintura di grasso intorno, non sono maniglie dell'amore, sono panciate di belino duro che ci hanno deformato completamente la conformazione. Dai, ridammi la linea, perché noi la guerra la combattiamo ormai da anni, da decenni, da millenni, con un nemico, quello milanese, che non ci affronta via mare, di fronte, faccia a faccia, ci prende alle spalle. Che noi siamo sempre costretti a girarci, così ci viene un torcicollo proprio in questo periodo in cui è salito alle stelle il prezzo del cannellino di zolfo, anche lì c'è una speculazione. Questi milanesi che vengono da noi con l'intento provocatorio di divertirsi. Il divertimento in Liguria è stato debellato prima del vaiolo e prima della tubercolosi. L'unica oasi di divertimento concessa dal 1237 è il Qualud, tutto il resto è sotto controllo. No, ridammi la linea, perché invece devo dire una cosa importante, perché adesso questa pandemia ci ha cambiati. È l'ora di dare una svolta, è l'ora del cambiamento. I have a dream. Amici milanesi, è il momento di fare la pace, è il momento di seppellire l'ascia di guerra, è il momento di condividere la frittura di pesce dell'amicizia. Amici milanesi, metti un po' di musica adeguata. Noi non vediamo l'ora di accogliervi. È arrivato il momento che voi possiate venire giù. Siamo veramente felici. Noi forse è uno dei momenti di felicità maggiore. Abbiamo già sistemato tutto. Abbiamo già per voi sversato 4 bilici di meduse nei nostri mari. Abbiamo già messo i ricci posizionati nei posti giusti, fatto arrivare i gabbiani scaragaggiatori e soprattutto abbiamo già precompilato le multe. Non vi resta altro che venire. Dai, un'ultima cosa, e perché la nostra storica inimicizia finalmente si riduca, noi vi accoglieremo con un caloroso Milano su. Prima almeno la soddisfazione di dirci un Milano. Vabbè, dai, non lo dico. A voi la linea.